Buongiorno a tutti. Dalla Val Susa, zona di viticoltura eroica ai piedi della Sacra di San Michele, le previsioni per la vendemmia 2022 in Piemonte. Fattore comune e dominante di quest'annata è stata la mancanza d'acqua, la siccità e le alte temperature che hanno penalizzato le posizioni storiche, hanno impedito una vigoria della pianta, ma comunque hanno consentito minori trattamenti per la sanità assoluta delle uve. Nelle zone specifiche, le Langhe, il Nebbiolo, la vendemmia per Barolo, Barbaresco e Roero si prevede intorno alla metà di settembre, mentre è già iniziata la vendemmia del Moscato e del Dolcetto e anche in alcune zone dell'Alta Langa. Il Monferrato, dove regna la Barbera, le posizioni storiche, le posizioni a sud sono state le più penalizzate, un abbassamento di quantità dovuto proprio alla mancanza idrica, ma nelle zone un po' meno esposte, dove la pianta ha vegetato meglio, si preannuncia un'annata interessante. Anche qui la vendemmia dopo la metà di settembre. Per quanto riguarda l'Alto Monferrato, la zona del Cortese e del Timorasso nel Tortonese, metà settembre la vendemmia, leggermente anticipata nella zona del Gavi per preservare meglio il concetto di acidità, che quest'anno sembra essere un po' il fattore dominante, questa mancanza di acidità che può penalizzare ovviamente la freschezza del vino. Questo vale anche per quanto riguarda la zona canavesana, dove l'erba luce, soprattutto per la base spumante, si procede in questi giorni alla vendemmia per poi vendemmiare l'uva destinata al bianco fermo. L'Alto Piemonte, zona storica del Nebbiolo, Gattinara, Ghemme, Bramaterra e Lessona, soprattutto nelle zone di Gattinara dove la roccia domina il vigneto, le piante hanno sofferto. Le piogge degli ultimi giorni hanno portato e hanno rinfrescato, per cui anche qui il gioco sarà fatto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in cui la vendemmia da metà di settembre potrebbe riservare nonostante tutto delle sorprese. La zona di Ghemme che ha subito questo attacco di questo insetto della popiglia che ha in qualche modo creato alcuni disagi in alcuni vigneti, anche qui nelle zone e con una maggior cura e un'attenzione da parte dei viticoltori di selezionare bene i vigneti, una vendemmia molto attenta, vinificazioni anche piccole a seconda delle zone, potrà darci dei risultati certamente interessanti e di buon affinamento per il futuro. Grazie dell'attenzione.